monzanesi, padernesi e marlengoti, giovani e meno giovani, e veci, buonasera a tutti voi. Grazie, mi serviva. Pensaimo di essere al quarto nel nuovo auditorium della scuola media, invece dopo che il 1 marzo che avevamo fatto festa per il Capodanno Veneto, anche sto anno siamo qua fuori, al freddo, con un po' di panche rispetto all'anno scorso e senza ste, ma in compagnia dell'equinozio di primavera. Vi saludiamo insieme agli alpini de Ponsan che si devono preparare tanti litri di vin Bourgogne e vi chiedo un forte applauso, grazie. Che in sto periodo di smissiamenti stasera sedrio aiutarmi per zappare in mano una gran questione, tanto che non capiamo pignanca quai che sia i confini dei nostri comuni, visto che Garo e sa quello di preti, proprio così, perché che c'è una nuova collaborazione pastorale che è diventata tra Marlengo, Paderno, Ponsan e... bravi, se proprio veramente attenti, e mi esoteria un bel minestrone anche. Ma d'altronde guai mettersi contro il potere del clero, che va ben oltre a quello della politica di Trump, Putin e di tutti chi schinsa popoli che se Dio cavarghe il sono al mondo, e sonto anche massa di desposenti. E stiamo attenti a Trump, che a parte a Groenlandia gira voce che vuol diventare paron de Marlengo, coe cave e i raici de Menusso e Morandin. Ma qualche centrà ghese anche dai nostre parti. Ad esempio, quelli della Tribuna de Treviso, che in paesi mi ha fatto fare una gran confusione, visto che si è inventato 9 contrade del Palio, Nanni e Bonora, e non so neanche da dove che sia. E senza contare il nuovo gioco della corsa coi botti. Altro che intelligenza artificiale qua. E non che se solo quei. Pensava che nel nostro paese che se dei nuovi dottori che sedrio cambiare a scienza. E qua per il momento mi fermo, perché sennò che dobbiamo il mestiere agli avvocati. Non desmentegando che per il calendario dell'Arin un quo è il detto se. A San Benedetto e Rondini torna in Drio in una società dove famiglia fa crescere piccani che tosatei, fufi che bocce pa capirse. Vino, vino, eccolo qua, vino, vino. Oh signor Benedetto, cosa se di arrivare qua? Oh Maria, guardava, Eccolo qua. è possibile che ogni volta mi ferma i carabinieri, sempre lì mi ferma i carabinieri, mi ha fermato e ha detto, ciao, dove sono i documenti? E io dico, persi hanno passato, e perché dico persi? Tu che sappia che ho persi? E dico, ma hai fatto la denuncia? No, perché non l'ha fatta? Scusa, a me non mi interessa, mi documenti, e mi interessa, avanti ho comprato, mi documenti. Beh, allora Me scusa, ma lui dovesse andare? a voi per qua, perché a donna sì che mi brucio. Guarda che bello faccio, e come a fiera a Santa Lucia, guarda gente, e adesso vi per qua, su, avanti, perché attira sempre per casa e fa piccola. Io mica non voglio casa. E che serve la mano che fai? No, perché abituare in pianura e in montagna ha paura, trema. Ho capito. Se vedi, che questo qua, se bravo questo, e lì l'allarme, suona l'allarme. Quindi se di arrivare lui mi fermo e ora adesso. Sì, perché mi devo fare. Sto zitto, aspetta che parcheggio questo. Se poi parcheggiare qua, cosa muore? Fai come che il voce a casa sua, come se problemi, guarda. Ah, boh. Ciao, tornati. Che la stai intorno che ho ciappa.
dois tardi che si un piotto provare e tiri in mano. Fa tutto te. Ma mamma che sparo che ho fatto col muso fuori a questo portante che paura. Qua è venuta una disgrazia sapevo. Se io finire tutte le osterie. Una volta facevo un bel giro grande e adesso neanche il tempo di bagnarmi è cargato. Senti che sei io. Della casa cuccagna al suo costiamo e del trasporto in via Pioppi non regna e fondamenti. Ciao! E avete piroera? Serata. E a trattoria il calciatore? Serata. E mommy in via Rua? Spario. Dai via Rua. E il Barluschi? Era un bel bar. E il Barzolli? E il bar al municipio? Chiusi. E osteria a Biscaro? Se ne sta solo i muri vodi. E Marlene Rondinea? Non esiste più. Ma la niente hombre yo, ma solo grata e vinci. E adesso se Dio sarà anche osteria a Valschi, qui al Margaveccio, ma Maria Suarra grazie di disastro. E vorrei dire che se non è un disastro. E sì, invece di fare qualcosa, ti sta qua, c'è qua, che per niente. Guarda che coi ciague non ti impasta il fritto. Ciao, se quando che torno ti trovo ancora qua, ti caso verso, che te ne vado su tesora. E adesso vado via perché sono pieno di sé. Vorrei morire in carne, ma assieme alla mia damigiana, amore mio. È come che il megadito e dopo un roverso, un dritto, un lungolinea e il sarà anche un po' rosso, ma non me par parente de Sinner. Signore e signori, direttamente... aspetta un attimo, ho sbagliato una pagina perché è tutto difficile si sentito. Ecco. Capita. E comunque mi vo avanti a fare il mio mestiere e non che vo certo drio a uno che mi par tutto forché a posto coi sentimenti. E ho fasso tenendo tanto ma tanto ben presente che qua le nostre regole ne si cambiare, per cui a legge se sempre come e solo disemo noi altri. E queste regole in un paese cittadino, in lutto cittadino, perché se finio e soppresse dei guerino, e il tribunale della pasta e fasioi se sta a convocare davanti a tutta sta bella gente l'unico vero insindacabile giudice de Merlengo, Paderno e Ponsan, per decidere se mandare o non mandare al rogo a signora Matilda Sgrandesona della famiglia dei Voria Manoposso, avanti i boia con l'imputata.
stasera ase pubblicamente incolpada de una scaretada de macacae e una sfilza de carognae che agavaria combinà e fatto combinar. E questo sia quando il presidente del Veneto gli era Luca Zaia, sia col nuovo doge Alberto Stefani. Per dimostrare tutto quello che sarebbe a suo carico, forte del clamoroso successo del 2025, molto depide quello del scudetto del Napoli, proveniente da una serie di vittorie in giro per i tribunali, per maiai dei polmoni e per quei che non polpindar, a Misurina a curarsi l'asma, visto che gasserà fora tutto. Adesso sono giusto. Signore e signori, direttamente da Misurina torna nell'aula di sto tribunale colui che rappresenterà la pubblica accusa, il pubblico ministero dei pubblici ministeri, il marchese Vito Catarro. E un grande applauso anche al nostro Vito Catarro. Grande. Io casa Misurina, fammi casa piova. Qua. Quello dell'anno scorso, la coppa dell'anno scorso e sto anno un'altra Addirittura sei già pronto. sei già pronta? E ora vedremo, perché a controbattere questo principe non del foro, ma del straforo, che se grande come i cave che avevamo a Marlengo, vittorioso in un processo a cui i nostri preti era stati accusati di far poche messe di sta e tegna recese serae più del solito a domenica. Ancora tanto radegoso per non essere stato un anno fa in grado di salvare la sua assistita, che se te che ricordi te rischi di ciappare una paiada sue doghe. Tanto contento de come che è andata il paio dei mezzadri, nel tribunale dei Risi e Bisi a difendere la signora Matilda sgrande sona della famiglia dei Voria ma non posso, compare il barone Gervasio Magna Particoe. Eccomi qua, eccomi qua. Grande Che Gervasio. paura mai a voi, Cattaro, te addosso a testa che accopa altro che te hai incastro. Areola, come siamo? Per governare un dibattimento tanto ma tanto importante quanto scabroso e intorco e abuè, che vuole una composizione della corte molto professionale, di altro profilo, soprattutto sul magnar e bear, a partire da colui che ripetemo che il capi è perso il vizio de accottoea, forse perché quando che corredrio a un mario cornuto, che lo scopre in letto con una moglie frufru, non se pibon saltare i fossi par longo. Ultimamente, Inda farà andare in cerca dei nuovi pusher de soppresse col fietto, pansette, saami e musetti, insieme a un fiasco di quel bon. Tanto ma tanto lucido e intacca nel fare il suo mestiere come cancelliere, prima di tutto davanti a casa del Baccaia si accomoda al posto a lui assegnato il mitico dottor Canzio Peta Peoci. Ai ai ai. Ai ai ai. Ai ai ai. Basta fossi per lungo. E se l'età che avanza è una Che avanza. Non si può più scampare. Ai dolori. grande Canzio, sempre bello, sempre fantastico. Sera. Altro ruolo fondamentale in questa corte è quello di una persona di grande professionalità, che fa del suo parecchio a sua forza, che prima e dopo aver disnà e anche quando che il Zedrio Rumegar ripassa leggi, codici, regolamenti, ricette e libri dei massaggiatori. Recentemente impegnato a registrare a chi è il comune che ha distribuito il vin da dar contro bissi e vermi, la cui saggezza si conosciua anche dai sciosi del Bonteniga a San Paè. Prende posto in l'aula del Tribunale del Risotto Queciche il professor Ieto Manina de Oro. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a lei. Buonasera. Buonasera avvocato, buonasera.
mi raccomando, comportarsi bene, a lui mi raccomando, so che ho vinto la Coppa sto anno, vedremo, Cansio, tu sei arrivato? No, ieri... fatica. Fatica? Vabbè. E ora, dopo essersi rifiutato di essere giudice in un tribunale che él voleva inquisire il Porcel de Sant'Antonio di non essere vegano, che fra i suoi detti non manca mai che vendar se parente de pianza e che chi magna puina poco cammina, fortemente turbato da questo referendum sua separazione dei Corriere, che non si capisce più quella che andrà direttamente in te prigione di Santa Bona e quella che andrà a Camaio davanti a statua dove sotto che si scarpe di Truman. Torna a ricoprire il ruolo di giudice l'arciduca Amilcare de Amilcari Taia Tabari. Buonasera. Buonasera, Cattaro, mi raccomando, facciamo i bravi, non stiamo a fare i gradassi, ma a partire la comunione manco se meglio, Cari amici miei, carissimo, adesso tanga capiò, fa dispetti, aspetta, va che mo su a mano, facciamo una stanta di così, fa un po' di dispetti, va che mo su, una stanta, in qualche maniera. E fin qua siamo arrivati. Adesso, sperando che sto processo abbia un'anima e anche un cuore giallo-verde, e che non si impiante come che a macchina che sta in via Sant'Andrà a ieri a rabaltante un fianco, se è vero che i nostri vecchi se gamagnai schei e mega assai proverbi, per cui le disgrazie è sempre pronte come toide osterie, ma soprattutto che val de pi una ora di allegria che sento de malinconia. Mai desmentegando che qua a legges come disemo noi altri, signore e signori, buon processo a tutti. Prego, cari colleghi, prendete posto. Prima di sentarmi voglio sapere tre robe però. E a prima, siccome sappiamo che qualche cittadino sega la gna perché Frasca ha fatto un po' di confusione che si è fatta bella festa, siamo a posto con il regolamento deroga rumori alpini, siamo a posto, il sindaco so che se Dio pensare, siamo a posto qua, non mi porta dentro in gattabuia. Boh. Secondo, nessun colteo, perché sempre a Frasca il gradito del barbiere che 2 mesi fa qualcuno gli ha spunciato col corteo. Terzo, Vardo i boia, che non succede come i tempi della democrazia cristiana, che si è già successo anche qua. Qua non ha andato nessuno da qua finché non abbiamo finito. Che non succede come chi ha dei Ibera che ha fatto il consiglio comunale, che uno della maggioranza che ci ha passato in cesso per non votarla, e che ha chiamato dei Ibera del cesso. Niente dei Ibera del cesso qua, mi raccomando, Bene. Sono una scianta preoccupata perché il presentatore ha fatto una sciantina di confusione, in quanto il problema non è la separazione dei Corriere, ma quella dei carriere, ma non possiamo parlare perché siamo in silenzio elettorale. E comunque però una roba diciamo, l'uomo è libero che a volta che va a votare, deve votare, punto, bianco, nero, rosso, fate quello che vuoi, ma deve votare perché è un diritto vostro, se perdete anche a qui o se persi. Andate a votare. E invitiamo voi altri qua dentro a non farmi fare brutta figura. Ah, signor giudice, basta che a frissega là, per non ciavare il vivo, non scomincia a piangere il morto come che ha fatto l'anno passato. Perché se il tag con la solita solfa e il bavariol per nettarsi a pesa, questo qua non che basterà mia, sapevo. Senti, mega vivente, che abbrumeste che te ritrovi in ti sentimenti e qua cattiveria dei tue offese, te da cambiare mestiere. E visto che adesso sei de moda, è meglio che te cominci a fare l'oroscopo ai peoci del primo can che passa per strada. Ciao ragazzo, ora qualche bella coppa che ho vinto l'anno scorso e sto anno che ne ho vinto un'altra. E ti, l'unica roba che te puoi fare, sa tu fosse casè, di andare a tendere i cavoli, le isole e olie. O se no, a scelta, te metti al posto del can che era davanti ai monaci buddisti. Si te sta là, così. Ciao, azzecca Garbugli, guarda che grattare a rogna, de che altri, te rinfreschi a tua.
e si torbio e te spussi come che mosche de montagna, quei che se posa sopra e boasse. Basta, altro che brutta figura. Dove finire a farmi svergognare tutti? Una litania sta qua, basta con sto gioco dei parti, ma che razza di imbarazzo, ma che potacci, basta potacci e basta pastrocci, ancora da scomissiare e mi pare di essere in mezzo a una sera di eroi che spuncia, ma che spuncia? Che spuncia P dei spini del Signor, P di una puntura per il tetano e tanto peso di quando è sabato e a domenica te vai in banca per prelevare e il bancomat è sempre bloccato. A proposito dei dottori, da quando che se andà in pensione il dottor Massoin, a pensare che è una gran novità scientifiche. Pensare che i dottori che ordinano analisi del PSA della prostata a una femmina. E qui appare una femmina insista a un uomo che doveva essere operato di moroidi. Adesso manca solo chi che fa la ricetta per il pap test a un uomo e siamo a posto. Siamo ciapai proprio bene. Caro dottor Massoin, tu non fiantin. Andare in montagna che non ti dico, guarda che non sia traffico perché abbiamo che solo guarda che si è messo anche più. Posso mettere la bicicletta qua tornati? Grazie. Faccia meglio che dai che chissà che non passa in morre perché quello che mi vede sicuro. Comunque non si permette di toccare i dottori di Palermo perché a me compare, io ho messo a posto con una gran bella dieta. Mi scusi, signor, ma io da dove vengo fuori? Come si chiama? Chi sei? Ascolta, quello che prima ci augurava per niente, ora io mando via. Perché un capruzzo del genere non l'avevo mai visto. Mi sono Nino Schivanea e vengo dalle parti del canale della Vittoria e ripeto, non stai toccarmi i dottori che avevo capito. E chi li tocca? E chi li tocca? È il Vardi che sta corte mi pare che abbia appena parlato di novità scientifiche. Che magari altro e vi spiego il perché. Sono andato a trovare me compare e io manda compare, vado scominciare la dieta, perciò ho detto che avevo scominciato. Sto dicendo, e come questa dieta di cosa si tratta? È tutta a base di frutta secca, paistra, canasse, tutte che robe. Ah sì? Però ho detto al mio dottore che mi raccomando, 3 etti di pistacchi al giorno. 3 etti di pistacchi al giorno? Eh sì, ciao compare, e dove che ti trovi 3 etti di pistacchi? Ti è morto vero, Mi scusi, venga qua un attimo, signor Iu. Venga qua e si gira un attimo. No, da che altra parte va? Si gira. Scusa, ma cosa hai in te a testa? Ma se io ho detto di non toccarmi i dottori, perché mi ha fatto un bel taseo qua, come quello dell'Inguria. E sei a posto con i sentimenti? Sì, sono perfetto, non mi manca niente. Siete tutti a posto, ho fatto gli esami del sangue, in realtà, il Cabernet, perfetto. Mi scusi, ma come mai là mi pare che non sia ASEA? No, ASEA! Ah, questa? È stato perché? No. Perché questa aveva una bicicletta serie base. Ah, modello base. Modello base. E lei è preziosa. Manca un accessorio, insomma. Sì, ma ho comprato
bravo col tempo, perché adesso bravo in cantina trovi impiego finito, anche massa che non mi cado sempre senza che mi toccano anche attribuire. Speriamo che capi i freni. Sì. Dopo sto cinema ben poco paradiso ma tanto da oggi le comiche, volevo provare a fare sul serio? Signor giudice, mi voglio dire una roba. Una volta i nostri vecchi avevano l'orgoglio di aver cura della propria casa, dopo aver fatto anche tanti sacrifici per farla su. Invece, in questi ultimi anni, pare che questo orgoglio sia sparito. Vi spiego meglio. Tutti si buoni dire, mica ho fatto comprare la barchessa di Villa Serena per fare la biblioteca. Un altro, mica ho fatto comprare a Villa Serena per fare il mucinipio. Un altro ancora, mica ho fatto comprare a casa di Mesadri per far mostre ai convegni. Tante belle robe, ma dopo bisogna anche tenerle in ordine, fare la manutenzione, guarda il centro sociale e i balconi che parmagnai dei sorsi, ma che se un bilancio, un piano di recupero per tutte ste robe. Ma mi speraria di sì, Cansio. L'altro giorno ho visto i pagatori su Villa Cicogna, spero che gli dia una mano bianco a quel muro là. Però sarebbe bello sentire un'amministrazione che dice con orgoglio, mi gotte in ordine tutto quel che gode di tada che altri, come faria a buon padre di famiglia. Cosa vuoi tu? Che vuoi schei e che ne sei sempre manco in sti tempi? Cansio, guarda che sei un detto veneto, fa debiti ma curate. Mi pare sì, ma c'è un po' sul serio. A proposito di robe sul serio, caro Cataro, ancora una parola fuori posto e a mano tu sul piede in te a cava del bel veder tra Loschi e Volpago. E adesso per cortesia proceda con i suoi ipotesi di accusa. Ipotesi, eccellenza. Ma vedremo se quando che avrò finito sarà ipotesi o sarà un'altra roba, Ma vi pare che se posso andare avanti con tutti questi delinquenti che sei in giro? È una roba grande? I va a rubare dappertutto. I ga sfondare le vetrate della parrucchiera di Ponzà e della fioreria di Paderno. 2 settimane fa che ha fatto un colpo di 30.000 euro qua e si ga sventra anche a cassaforte. E dopo e si anche qui che prova a imbrogliare i vecchi facendo finta di essere carabinieri. E tutto questo sapevo perché? Per rubare che skei, per quello. E soi sgrandessoni senza skei e poi far questo. Allora là, qui è a Cancara che ha tutta la colpa. Me par qua che a solfa sia sempre a solita. Ecco quel tacca a gremare. Dando avanti così e finisse i fassoetti che vende al Conad ancora prima che finisse il processo. Te sa ben, caro Cataro, che il cognome della sgrandessona a conseguenza del fatto che a sua famiglia è tanto, ma tanto si ora, e che i skei non cose mai mancai. A invidia della gente onta e beccanota che ha dato sto soprannome, per cui non può essere che ea sia quella che comanda ste delinquenti marci. Ma tu che dopo mi vo difendere una che protegge anche chi che se andrà a rubare da me fratello. Non so mia mona, Sì, ma caro Magna Particole, questa è come chi che senza cariche, senza careghe e pensa di essere come il sindaco, sapevo? Selfie di qua, selfie di là, selfie di su, selfie di su. Che sia una striga, non che si dubbia. Per finta composizione dei seggi che ga imbrogliato. Non sarà mica possibile che per sorteggio che sia famiglia intera in del seggio. E qua mi fermo perché che sarebbe anche di peso. No. Questa sta qua, ha fatto anche a tutti quelli del comune. Ascoltami bene, è il tuo, come quella di quei che te ha messo in te che il posto è a, è solo rancore nei confronti di una persona che dice quello che pensa, una lingua stretta che non vi fa comodo. Per questo, per quello che te ha appena detto, ti non te sai regole. E comunque, su sto intrigo, a signora Maltida ha che gasà tirare recce perché così non può andare bene.
Manina, se vogliamo parlare di robe che non fa comodo, catto sentio che a quei de Marlengo che fa per niente comodo che si dica in giro quello che è successo su sta a Sagra del Riso dopo averli presentati, pubblicizzati in pompa mano. È qui che de Merlengo che dice di sabotare la vecchia de Ponzane, è normale. Cara qua, qui è il problema, è qui che se devo sabotarmi il processo, sicuro. Non si sa. Allora, qui da Marlengo. Qui da Marlengo, parliamo, dai. Dopo averli presentati e pubblicizzati in pompa magna, l'ultima sera della Sagra, ne hai anche fatto i fuochi. Ma sato perché noi vuoi che se ne parli in giro? Perché alla fine a ciappare il posto dei fuochi da Sagra si sta qui da festa di Massolini, fatta prima del Paglio, un spettacolo di fuochi, sciocchi di qua, sciocchi di là, che andava avanti in trio, che neanche qui del Redentore di Venezia sto anno si sta in compagni. Pensate che li ha fatti per Marlengo e visto chi che ieri in anticipo anche a Passaga del Paderno. Bea però nuova Sagra del Paderno, con tanti volontari, proprio ben ciò, complimenti. Però vorrei capire cosa che andrò a fare il giudice con Caldeo. Sondrio contare e 8 castagne che era dentro i scartossi che vendeva a 5 euro a Sagra del Paderno. E che adesso sta prezioso e ciò. Pensa che i volontari del Sagra ne dava solo 3 a testa, non uno in più. Ma gli era un modo per fare beneficenza per gli scout e per Anima Ponzano, dai. Sarà, per carità, anche a qui là, poretti, poi a tirare i pedenti, forse per conto suo, i bravi tosati. E comunque beneficenza, una beneficenza, massacare. E poi, a Paderno, non si può fare come chi fa Marlengo e Ponzano. Che va a Torsu Ferroveggio, quello non manca mai, anche perché se dal 2022 che a Paderno noi va in giro per il paese. E io Cattaro, che ho finito le castagne, pardon, e cartucce, intanto che dico i boia che vai a questo in giro per i nostri amici che si presenti, perché qua a parte essere in consiglio comunale che non si capisce più se minoranze esiste o non esiste, perché che c'è una calma piatta che parte essere in tia luna nel mare della tranquillità dove si ha Schlen de Ponsan. Ciao caro eccellenza, se tra io e suo commissario non mi fate parlare, perché mi vorrei anche parlare, altro che calma piatta qua, continuiamo a parlare dei delinquenti, perché mica domandaria che a signora là, se per caso sa che cosa su quei tangheri, che in moti, roba, che a borsa, che a pora signora, ciappando e a pugna peai, e si stai proprio una pigliacchi anche maledetti, diria. Ascoltami qua, cappone il cervello. Ma qua è ora di finirla con tutte ste fandonie. Queste sono accuse gravissime. Te ga da vergognarti. Adesso ti faccio una domanda in mattonio e bronzine che non te sia altro. Ma sto che una banda de bocciasse de notte tirava e panocce sue macchine facendo e ciappare il cagotto a chi pori autisti. O che altra banda che sempre de notte attirava le bottigliette d'acqua sui parabrezza delle macchine e quando che un tosato salta fuori dalla macchina per ciapparli il logà in orbaco spray peperoncino. Se è colpa della gente o avevamo da farsi una domanda? Ma sti tosati gavarà un pare o una mare o no? Qua che vorria una curetta con una scatola da 12 node punture de saffe. Calma però, calma, perché dobbiamo tutti cercare di dare una mano, perché se Dio diventava un problema grande, non da poco, e non possiamo nessuno girarsi da che altra parte, anche perché chi se lagna e basta, non fa formaio,
qua non possiamo mica fare come sciosi, bisogna mettersi a fare qualcosa tutti insieme, mi raccomando. E non potremo far commissiosi, neanche quei suore. E no, non potremo far commissiosi, neanche quei suore. Ovviamente quel che si resta, perché quel di Marlengo e le casa imbarcare, quella che era a Ponsan è stata spostata, resiste quella di Paderno, magari fin quando mi la fa scampare. Sì, fra un po' che poi suore ha, nega neanche più a porta del bagno. E non vorrei mai che diventasse non c'è due senza tre. Canzio, ascoltami, cambiando discorso, ma in tel paio che se ho contrade 9, Nanni e Bonora, che contrade 6, ma che sia di San Paè. Ah, facile. Perché questo che scrive i giornali è una serie arrivata quarta al posto dei Minelli e che altra quinta al posto del Bolgoruga. Ascoltami, ma chi lo capito? Perché dall'articolo dei presidenti su Villa Cicogna si capisce ben poco, ma forse che ha vinto a Speranza. Calma, calma, calma. Meglio di me, stavolta nessun può parlare. Che a volta che vinse Marlengo, sul giornale del comune non si capisce proprio niente. Però sono qua per dirvi a classifica. Persi classificai Croce Cao Torta. Secondo classifica Sant'Antonio. È il primo classificato a vincere il Palio della Speranza. Chi se sta? È il capitano! Come che ha detto il presentatore a stampa sto anno, se andà completamente in bambola. Qua poco palio e manco ciacco e per piacere, torniamo al dunque. E mi scusa signor giudice, ma quando se massa, anche perché quando che c'è da parlare mal de Ponsan a stampa che mette 2 secondi, parlare bene del nostro paese anche no. Ad esempio, massa poco che ha scritto della gran collaborazione tra tutti i commercianti quando che si sta fatto Ottobre in Rosa. Veramente un gran successo per tutti. Mai a partire. E per fortuna che ha scritto se case popolari che gaccia per fuoco e via 25 aprile, con tutte le povere famiglie del comune che ha dovuto trovare dove andare a dormire. La pubblica accusa su questo fatto che ha un testimone che potrebbe essere veramente importante e che vi domando di far comodare. Cancelliere? Sì, Per cortesia proceda, grazie. la Corte invita sul banco dei testimoni il signor Momo Taccuin. Prego. Buonasera. Buonasera. Buonasera, signore. Buonasera. Piove da nuovo Buonasera. Piano, piano. Prego, Che prego. poi pie scariche. Piano, piano. Calma, non avevamo fretta. Prego. Sera. Adesso arrivo. Prego. Permesso. Ecco. Grazie. Prego, signor Tacui, io che sei una delle persone peggiori su sta terra. Il diga, il poco e il tanto che sa su sta brutta faccenda del fuoco da Drio al municipio. Certamente, avvocato. Sì, perché sapete come che è? Bisogna andare bianco e parole per capire veramente come che è andata. Mi scusi, Sao, per caso io sono nato in 24 mesi? Perché come che parla altro che 7 mesi, se andiamo avanti così, costando a Pasqua siamo ancora qua. Giudice, mi pare che vaga gettori come gli autoscontri. Porte pazienza, ma mi così sono abituato a parlare. E da sapere, signor giudice, che ai scuole superiori tutti mi chiamavano bis. Sì,
proprio come a corsa, bis. Perché quando che i professori mi interrogava l'ultima ora, suonava sempre a camparea e mi non avevo ancora finito. Di conseguenza, dopo non riuscivo mai a ciappare il primo autobus per tornare a casa. Ma scusa un attimo, secondo me io e il bis lo gaso a testa. E dica pur quel che vuoi. Però ogni volta mi arrivavo a casa ai 3 passai. Comunque, per tornare sul nostro discorso, in giro si dice che a signora Matilda agappia una gran colpa. Se Dio vuole via tutto qua fiori. Qui deve organizzare tutto con calma, tutto è. Agaccia mai infatti fuori di casa con una scusa a femmina che dove attendere a teccia. Perché così poteva mandare dentro il suo complice a rubare quei 4 schei e quei dolori che aveva poreta. E invece ciò a teccia, così ciopata, e è successo tutto quel patatrac. Non manca tanto questo primo altri, Che fate fare? Grazie. No, cosa togliere dei defibrillatori in farmacia o cosa? No, ma che faccio? Che fai? Che faccio? Me raccomando. Grazie, adesso te me la aspetterà. Siamo a posto. Ciao, tartaruga, scartamento ridotto. Guarda che schei e furbizia, non imbroia a giustizia. E bocca taro stavolta, torto e non poco, non sa che sto signor qua, tra femmine, scommesse, puntate ai cavalli, terra comprata che dopo ha perso valore perché gli ha fatto la variante per farla diventare una cava. E se ga mangiare fuori tutto, anche le salate del nostro signor. Ma tutte bugie. Sto signor qua a bocca stanca, ma della verità. Caro avvocato dei miei scarsese, è proprio vero che su che vode e non faccio altri esempi e sta sempre a gaia. Ti proprio te sì l'esempio più semplice e chiaro. E se il momo, io ma non copressa, mi raccomando, e il diga, ma prima che si ora di battere panocce, qua è che se i suoi possedimenti. Signor avvocato, faccio presto. Mi son parò solo di sto vestito. 4 peri di mutande alte coi maniche, tipo quelle dei fantocci. 2 canottiere di finta lana, senza maniche, e 3 peri di cassetti spaiai, ognuno con un buso per ogni deo. Son così porretto, anche per me dopo quella sera, che ho perfino domandato a quei volontari che va in cerca di un quarto pagato, Anche per me. C'è che te destrossi. di trovarmi una sistemazione. Magari anche in staia con i cavalli e i musci di Geronimo, mi andaria bene. Dopo tutto sto tempo, però, non trova ancora niente per me. Non capisco proprio sta lentezza. Elvarde, spero solo stasera di ciappare 2 schei. Dopo forse. Ah no, scusi.
vista me preziosa testimonianza. Cataro! Cataro! Asena Bronco poi monite, no è Cataro! Da qui, fuori da qua, fuori! E te va, se te voglia lavorare, te va da Pepe Muner, si sa che te metta sui muin così che il vestito è se sbianco come sta falsa testimonianza. Fuori! Vado, piano, ma vado. Buonasera a tutti. Buonasera, avvocato. Ciao. Manina, questo è se ciapà come che a volta che ha dovuto andare in ospedale il poro Don Marco Girardi perché aveva 2 canottiere, 5 peri di calzetti e 2 peri di mutande e buone femmine del paese e se andai da smasser a torghe un poca di roba e 2 pigiami nuovi. Con la differenza che lui è che aveva saputo a parrocchia del Paderno Don Marco e a son di pane e latte e senza nient'altro in scarsea e che ha fatto sull'asilo altro che far bonifici adesso. A proposito di schei e bilanci, gatto visto qui dei parrocchie? Allora, Marlengo più oltre 15.000 euro senza fuori. Ponsan più oltre 30.000 euro con i fuori. Paderno meno 150 euro senza fuori. Ti vedrà che quello del 2025 sarà inattivo visto come se andava a Sagra. Giudice, a proposito di schei, ma che fine che hai fatto il tesoretto del Paderno? Ma notizie fresche non ve ne ho, ma per me è tutto a posto. Tutto a posto. Secondo me il Paderno chiude in passivo anche sto anno perché per fare a Sagra è dovuto buttare fuori più di 40.000 euro per mettere a posto tutto. Per me non so se sarà attivo. Però ricordatevi che i bilanci dei parrocchi li fai i preti, li fai i parrocchiani, mi raccomando. Ogni volta sta salita a 9 ore che viene a pianura. Adesso che penso me, posso mettere qua l'automobile? Lo Stato cala perché ha pressione automatica e retromarcia incorporata. Se te la tocchi, sedi, suona l'allarme. Stato cala, mi raccomando. Comunque, non stai mia a toccarmi i preti, per carità. Prima non stai toccarmi i dottori, adesso non stai toccarmi i preti. E si toccavi perché Garibaldi è niente in confronto in quanto se Garibaldi che era l'eroe di 2 mondi, i nostri 2 preti sono eroi di 4 mondi. E qua esisti 4 mondi? Ponsan è il mondo di quelli che pensano di essere cittadini, ma noi siamo. Marlengo, un mondo sempre per conto suo. E Paderno? Il terzo mondo no, quello che non sei né carne e né pesce, che in 200 anni pensava si riuscì ad avere un sindaco solo. È il 4º mondo, qua è Oseo. Ma il mondo del San Paeno, perso in mezzo al Caio e l'umido, dove che nasce il Botteniga. E adesso vi dico una roba, go per la massa di acqua. Se è meglio che voi beve un bel bruè degli alpini. Ah, voglio andare a vivere da solo in carne, voglio Sarà per quello che sto anno in carne. si è rotto anche l'allarme. Sarà per quello che sto anno a Natale in attività non si sta emesse da nessuna parte. I gavarà da mettere d'accordo tutti questi mondi, tutte ste anime, a meno che forse non ga trovare nessuno per metterle fuori.
Sì, ma mi scusi, signor giudice, perché mi vorrei capire, perché anche questo anno si sta fatta una manifestazione solo che altra. E il Varde, cosa che è successo prima di Natale. E parrocchie, insieme al comune, gli fa un concerto in Cesa a Paderno e in Barchessa di Villa Serena. A stessa ora, gli fa un'altra iniziativa. Si vede che andava ben così. E dopo, sapete, apro loco a fare il festival del radiccio di Treviso. E cosa che c'è? A serata della paella. Mi vorrei sapere cosa che c'entra su tutto questo il pesse. Lì che imbrogliai tutti, stasera qua, guarda, questa è colpevole di tutto quanto. Cataro, e se fermi invece di ascoltarlo dovremmo andarla a varnare bestie da Graziotto, sai? Perché quello che è successo stasera è peso di tutte le altre volte. Se è proprio vero che quando la merda monta in scagno o a Spaspussa o a Fadano te tega montare a testa, vieni giù dal Pererva, se non c'amo chi ai merli e ai guaiotti sa come tirare giù dalle spese. Cosa vuoi che dica? Cosa vuoi che dica? Guarda, mi metto qua perché stavolta qua mi sono andato sul sicuro e invece non posso che scusarmi, perché stavolta meriteria uno di quei crocchi che sua menoccia, che qui che dava proprio il poro Don Marco sulla testa, tum! Perché purtroppo è andato così. No, non serve, te si sa del programma è tuo. Non te ha bisogno di crocchi su succa, perché sa così te che somigli a quel maccaron che in via Coiombera e che ha fatto strike peso del bullying di tutte le protezioni della pista ciclabile e dopo si scappa. Ma visto quello che ha scritto il sindaco su Facebook, si torna coa in mezzo alle gambe dal comandante dei comandanti Mosè Crema, ora pro nobis, e si ha presentato spontaneamente dal comandante Crema, ora pro nobis peccatoribus. Ancora, ma fatemi finire. Dopo quello che è successo, io caro Cataro, dovrei far compagno e andare a mettere le sue colpe e le sue responsabilità su sta porcata proprio dal comandante Crema, Ora pro nobis. Basta con sta litania, mi dai i nervi, ora pro nobis. Cosa se io devo pregare? È il comandante Crema che parla de rado e per questo a tutti è caro. Che va d'accordo con i nostri preti detective che il marocchini che ha fatto ciappare e in gaera e lo ha fatto andare. Amen. In te nostre cese c'era il terrore e buste de offerte spartiva dopo poche ore. Ma ad un certo punto i preti si incorse e pensa che per mangiare un sorse, ma un sospetto che vi è in mente che il costo non funziona e se io capisse chiaramente. E ora che tendemono altri e te camere in cesa facemo istaiar, così vedemo chi che viene a rubare. E chiamiamo carabinieri e comandante Crema per bloccare sta brutta cancrena. Ed ecco rivarca il brutto Maiandrin e sospetto gli era vero e se proprio un marocchin. Anche stavolta il pensa di farma bassa, ma i nostri preti con carabinieri e comandante Crema e che sono a gran cassa. Ed adesso insieme con la sua bicicletta ha preso un rospetta. Basta! Applauso però per sta canzone anche se piove perché non è facile. E io caro Cataro sai che il brodo lungo non si può neanche per i mai. E il Varde che se non capi niente da portare qua dentro, potremmo anche andare verso il fine anche perché piove. No, niente da fare tutti qua ste, perché fin adesso che ho fatto cilecca, ma dei cartucce che ne go tante, ma tante, pide una cara eccellenza, perché maissi a cattiverie che a meggera là, che ne ha fatte e che ne ha semenata dappertutto. Parla di che cosa de beo suita che non te sia altro, parla che in questo comune è stata fatta una gran bella giornata ecologica con tante persone e tante associazioni che hanno partecipato.
e vi ricordo che il 24 di maggio si ripete. Parla che anche sto anno i genitori se andai avanti a ripiturire scuole, parla di commercianti che fanno parte rispetto alle famiglie che se ciapai male. Piuttosto parliamo della nuova ricchezza che si apponsan. E mi fa siori tutti a Marlengo che c'è un giacimento di petrolio. Giacimento di petrolio. Davvero? Ma Cansio, ma sei tu sicuro? Sicuro? Depi, i sendai a darghe acqua al seturco e dal sifon si viene fuori il petrolio, vero, nero, un miracolo, un miracolo. No, Cansio, no, ma no, guarda che acqua dice altro che petrolio. E gli era olio brusato. Perché del giacimento, se meglio parlare di inquinamento. Giacimento, inquinamento, ma cosa si potrebbe dire? Poi altri sia il monumento vivente della storia del suo intento, che dura tanto tempo che mai non si distriga, voto che ti acconta, voto che ti dica, ho peso ancora, sì, sia come non si che sia stessa roba del cimitero del Marlengo, cesite e tombe, un ribaltamento mai visto, è proprio del famoso detto, il cane do Paroni, sei sempre morto da fame, anche stavolta, caro segretario, cosa bisogneria dire? Cosa volevo dire? Su tanta roba, fa debiti ma curate. Ma sei scappati i morti? No, ancora no. Cataro, vuoi darci una svegliata per piacere? Sì, adesso mi sono sveglio. Aspetta un Ah, te attimo. si sveglio, siamo a posto, tra te che altro del prima. Mi sono nato sveglio. Sì, come quello che mangia stroppe di Saghieri, andiamo avanti, va. Ah, mi adesso lo dimostro perché sono in relax, sono in chill un po'. Perché ora che sia chiamata in aula, e qua dopo saremo tutto, una persona che sarà decisiva per dipanare questa brutta situazione dove che mi sono ingabbiato. Cancelliere? Sì? Per cortesia, prosegua, grazie che piove. La Corte invita sul banco dei testimoni il signor Olio de Vrespe. Buonasera. Sera. Siamo a posto anche a questo qua, sì. Buonasera. Si accomodi. Siamo a posto anche a E questo si qua. accomode. Mi scusi, sai, signor, intanto che si comode. Ma Olio de Vrespe, che nome io? E varrà un cognome. Sì, signor giudice, mi chiamo Olio Buttiro e mi chiamo Olio di Vrespe, mi pare che si vede. Si vede, sì. Anche perché sui giornali c'è da Stelio, l'uomo che coccola le api, e api se buone, ma lui è api, ma attende che Vespi, Mosconi, Cabroni e se olio, cioè mi tocca sempre a me. E questo a scominciare che a Moscassa mai detta e a. Finalmente che ho un testimone Bibeo che bravo, guarda che roba. Perché qua, caro signor Olio, ieri Drio mettere in dubbio a me serietà e a me buona fede, Olio, e va avanti liscio che stasera ha fatto bene a mettere su a chiassiora un vestito senza scarsè, perché sarà anche l'ultimo che porterà. Bravo. Qui ha il peso di un cane baron. E ha fatto sparire da circolazione il vice sindaco. Ciao, non si vede più, è sparito. Ah, sì, in base. Prima gli era impegnato a far votare Zaia, dopo il nuovo presidente della provincia, e adesso Asedrio riprendersi. Accusa? Aiuto? Perché io ci posso.
Ti avevo massa caffè. Il caffè che mi agita, mi sono di un verso basso, ma mi sono fermato perché sei un maleducato di un piano. Sto magna partito che mi non averia neanche voglia di rispondere, per questo sto fermo, gatto capito? Ecco. Perché non lo fa mai parlare, Orio. Oio, il parla, io che il sa. E non si finia qua. I casacche di contrade, robai davanti a Gian e Rosa. E dopo, scritte anonime e offensive a Ponsan, una per tutte, che ha scritto davanti alle scuole alimentari di Ponsan, educazione sessuale nelle scuole. Vespassa venosa, che vergogna, e per finire ha fatto serrare le scuole di campagna. E adesso cosa fa? Che vuol dire le vespe? Adesso che appena finita la rotonda soppostiona, era comodo arrivare su dove che go a fare il mio mestiere. No, fermo un attimo, ma costumi lo stocca io anche a piove. Come fai a portare i piedi infradito? Per due motivi, signor giudice. Intanto me ne si arriva un bilico intero dal Brasile, a fabbrica che le fa, a se fa io, perché noi usa P per fare i baruffe della politica. E dopo, indovine perché, uno di un colore e uno di che altro, e come si fa? E dopo mi sono portato avanti quei lavori, perché con tutte queste guerre mancherà di tutto, non solo il mangiare a benzina, ma anche qualcosa da mettere sotto i piedi. E così per un poco non darò discorso. Perché qua mi mette tutti a carità e quei là della gente che muore e che patisce non gli importa proprio niente. Arrivederci. Ma è vasa via, come vasa via? Ah, mi te sei. È a testimonianza, No, che il signor Laiga Buonasera, Olio. Buonasera. Testimonianza che hai fatto. Raga, Freddy Pierce che vai a mettersi a posto. Debutto basso dal palco perché è stata testimonianza. Lascia parlare a difesa per piacere. No, che il signor Laiga ha detto robe giuste che fa pensare. A proposito di pensare, le scuole di campagna e le sera perché la gente non fa più fioi, sti giovani trova poco e fa l'amor col telefonino. Colpa della povera Matilda, questa seria sua colpa, sarà mia colpa sua, intontonà. Guarda dove è la bicicletta. Avevo uno da voi cerca e non che telefonare chi l'ho visto, guarda che affare. O te mi dici che te sei qua. Ma guarda, avvocato ti mette in castigo, guarda. Comunque, Steboni, Moria, che se no a chi che parla per niente, che può fare a fine di quello di prima, di scuole di campagna. Chi meglio di me può parlare? Nessuno. Ma che mancaria? Qua la gente che ha creanza puoi parlare tutta, cosa hai da dire? Ma non vorrei mica fare meno che scuola? Con tutta la sua storia? Noi poi mica permettersi di chiamare e ruspe e buttare basso tutto. E le farà diventare qualcos'altro perché se a me una sanguita mi va a mossegare il naso, guarda che vale, caro che vuoi un bel. Chi che dovesse fare una roba del genere bisogna stroponare i scorsi idelici finché noi diventa come quelli di un liofante. Cancelliere? Mamma mia che razza di minacce! Mi scorsi che morsegaria quel bifolco di Enrico Brignano che ha definito i veneti tutti imbriagoni. Quando piende boria che viene da una terra de unti e de mantenui e io signor cosa vuoi che diventi scuola di campagna? Ah,
No, non zio. Non posso dover fare una ripetizione, ma una bella scuola di musica sì. Però... Sì, no? Anche una bella caneva con queste belle sorprese. Però potrei portare a tutte le associazioni che insegnano musica, anche facendo una nuova sala prove. E fora un bel palco, bello, dove che sia il campetto, così in stai puoi fare dei bei concerti, sia qui di Spazio Musica, che qui di altre scuole, che qui da banda musicale. A Baruchea diventeria come il Woodstock. Stai calmi, stai calmi. Stasera, se vuoi parlare di musica, ho il cantante perfetto. Signore e signori, direttamente da Bolzano Gotaletes, ecco voi il vincitore Sal de Canal. E stanotte vorrei fare amor, ma mi sento un continuo brusor, come io le che pelle in del letto, mami, sono in gabinetto. Da ore sono fermo così, come vuoi ingroppai da siedi, finalmente coraggio anche a me. Tutto qua, brutta vecchia impettata, a me io le non posso toccare, con queimarsi dei dottori, che pur de paragnare a naisi non me fa fare. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai. E pensare che dopo aver camminato tra Paderno, Marlengo e Ponzano mi volevo venire al processo, ma sono fermo successo. E se dopo mi mangio un museto o de triple che mangio un toceto, un divertico e me ciappate però, mal de qua, mal de a, mal de su, mal de so, brutta vecchia impettata, a me io le non posso toccare, con queimarsi dei dottori, che pur de paragnare a naisi non me fa fare. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai 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 león, ai león. Bruta vecchia impettata, desidero farmi triopiar, e per questo adesso te caso e ho da brusar. Scusa, te dico una bella roba, se mai andiamo dai P, chi ti fa un bel cristallo pure, chissà che te metti a posto, dai, te porto mica che te apri uno. Mi penso che dopo sta testimonianza non che sia da sontare altro. E io, na, catarono e faccia tanto festa, sto anno che anche massa fortuna, perché se fosse pareso pipiche sa riesce davanti a dormire con le galline. E io, barone, magna partique, capita di fare in maniera perfetta il suo dovere, ma succede quello che non guarda succedere, e stasera passo persona, mi dispiace, ma il dovere chiama. Segretario, Gaia Pareccia, sentenza? Signor giudice, anche se concordo col suo tormento, mi ho impostato tutto quanto.
Prego signori in piedi. La Corte si esprime sulla richiesta della pubblica accusa di mandare al rogo a signora Matilda Sgrandessona della famiglia dei Voria Manoposso. Professor Manino De Oro, a lei la parola. Grazie signor giudice. Grande popolo de Ponsan, Paderno e Merlengo e un domani forse San Paè, che non ha nessuna intenzione di andare a Armengo, aspettando San Paè, visto che si è già partito a raccolta firme per farlo entrare nel comune di Ponsan. Partendo dall'unico principio che tutti noi altri avevamo, quello che a legge è come diciamo noi altri. Per cui chi davanti te lecca, da drio te sgraffa, e chi dei signori viene sede tre sorte, signor sì, signor no e signor mona. Ma soprattutto che a chi che non gli piace il vin, che è il signor che togga anche l'acqua. No, solo vino, acqua no. In base a quanto stabilito dal codice di procedura etilica, determina che gli uomini se come i coppi e se dà da bere uno con che altro. È il tribunale da pasta e fagioli qui riunito per volontà del popolo giallo-verde, considerato quanto stasera analizzato, considerato i falsi testimoni, che piccali sarebbe il minimo, considerato prove e controprove, considerato che in sto mondo marso, dove che nessuno sbaglia mai, perché tutti la faccia franca, fa sempre comodo trovare uno che ciappa e colpe di che altri. A signora Matilda Sgrandessona della famiglia dei Voria Manoposso viene condannata al rogo eterno, sperando che per una sera che abbiamo fatto ridere la gente di Ponsan, Paderno e Merlengo e forse anche qui di San Paè. Prima dei ringraziamenti, due pensieri. Il primo, se proprio bello essere orgogliosi di un paese quando che questo paese sa essere comunità. Concordiamo col sindaco che tutta Ponsan si sta contenta a vedere a Edi tornare a fare caffè e vendere giornali, perché era una roba della comunità e sta veramente bello. Secondo pensiero, che sta comunità davanti a 60 guerre in giro per il mondo, è il numero più alto dalla seconda guerra mondiale, trova sempre in te suo cuore un posto per dargli una possibilità, una roba, la pace. Vai Giulia. Sentila come sottofondo Giulia. Sul sottofondo di Green Chance i ringraziamenti a tutti coloro che hanno fatto parte e hanno dato una mano con un'offerta a copertura delle spese, c'è anche in vendita il libro I 40 anni della RIN, e poi un ringraziamento al gruppo Alpini di Ponzano Veneto, ospitalità, aiuto nel montare il palco, servizi, preparazione tè caldo e brulè. Grazie ragazzi, grazie veramente. All'amministrazione comunale per la messa a disposizione del palco, delle transenne e per i supporti di legge. Grazie al sindaco, grazie al comandante Crema e soprattutto per gli spunti, se no cosa scrivemo. Oltre che per il patrocinio della manifestazione. All'ingegner Marco Durante per tutto ciò che riguarda la sicurezza collegata e alla documentazione, alla ditta Quadra Impianti Elettrici Ponzano Veneto di Marco Furlan per tutta la parte elettrica e le certificazioni, all'US Ponzano Calcio nella persona del presidente Tiziano Zago per la messa a disposizione dei collegamenti elettrici e dei servizi igienici, all'Ottica Ponzano, come diceva prima la Presidente Gagno, ci ha messo a disposizione dei panini, del prodotto che è qui fuori oltre a quello che potete bere di caldo, a Elanders nella persona di Nicola Sgabbia,
e ai volontari che, oltre ai componenti della compagnia, ci hanno dato una grande mano per montare il parco, in primis Orlando Bianchin e Mario Zanatta, Mario Stradin. Senza di lui sarissimo ancora qua a provare a montarlo, grazie veramente. E ora passiamo allo spettacolo. Un applauso ad ognuno. Impianto audio e voci e luci Nicolò Geremia con l'aiuto di Sebastiano Gagno. Grazie al segretario di Ente Palio. Alla console per le musiche non facili questa sera Giulia Lucchetta, grazie veramente, brava stavolta Giulia. Riprese Pier Bruno Geromin, fotografia Pietro Zago. E ora i boia Fausto Giacomel, Sergio Tasca, Gianni Graziotto e Stefano Zanatta. E invitiamo gli attori sul palco, il presentatore Gabriele Piovesan, qua davanti, Gabriele Benetton, sì Piovesan, sono imbriaco, Gabriele Benetton, e poi il pubblico ministero Vito Cataro nella persona di Benedetto Cavalli. E poi la difesa, il barone Gervasio Particoe, il mitico Paolo Panziera. E ora Momo Taquin, la lentezza fatta persona, era il testimone della giornata del sonno la scorsa settimana mondiale del sonno, Renzo Massolin. Va piano. E poi non manca mai uno che ha fatto fin dall'inizio l'olio dei Vrespe, Daniele Zago. E il buon Sal de Canal, Alberto Davola. E ora l'unico, inimitabile, impossibile da sostituire, Scrivanea, Nino, soprattutto Luigino Zanatta. E ora il cancelliere dei cancellieri, Canse Petopeucci, Filmer Mareschi. E il segretario dei segretari per paesante Ieto Manino de Oro, Iseo Geromi. E dopo Walter Lucchetta. Grazie, grazie. E allora, sulle note di una musica famosa, parti Giulia, avanti col fuoco della veccia. E beh, Bruè, ma niente quello che sei. Vai Giulia. Brusa e ha vinto mi. Ricordiamo tutti veramente brulette, caldo e ecco che brucia, partita andata, un applauso a Veccia! E allora Giulia di nuovo, a grande richiesta, brutta Veccia impestata, che così se divertimo intanto che andiamo su. Grazie a tutti veramente, nessuno è andato via con la pioggia, grazie, grande soddisfazione. Dai, sal dal canale, Ma mi sento un continuo bruciore, con le che peta intelletto, ma sono in gabinetto. Da dove sono fermo così, come buen groppa da siedi, finalmente coraggio anche a me. Tutto qua, brutta vecchia impettata, a meglio le non posso toccare, con queimarsi dei dottori che pur de paragnare a naisi non me fa far. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Ai 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 ai.
dopo aver camminato tra Paderno, Marlengo e Ponzano mi volevo venire al processo, ma sono fermo sul cesso. E se dopo mi mangio un museto o de triple che mangio un coceto, un divertico e me ciappa de però, mal de qua, mal de a, mal de su, mal de so.